Un braccialetto per capire se nel cocktail possa esserci della droga. In occasione dell'8 marzo le ragazze che si recheranno nelle farmacie del territorio avranno in regalo un braccialetto particolare. Che braccialetto è? In che cosa consiste? Come si utilizza? Sì, si tratta di un test delle bevande, posso anche darvene una dimostrazione, è questo test che è in forma di braccialetto e la caratteristica è che è utile a combattere il cosiddetto drink spiking, che è quell'atto di aggiungere delle droghe, degli stupefacenti a delle bevande. E il test ha l'obiettivo di andare a identificare due stupefacenti che sono l'acido gamma idrossibutirico e la chetamina. Quelle che più frequentemente si utilizzano per stordire una ragazza e poi abusare di lei. L'utilizzo è molto semplice. Funziona semplicemente lasciando cadere una goccia di bevanda sul braccialetto e la colorazione assunta dal braccialetto va a indicare un'eventuale positività a questi stupefacenti. Monouso Sì, naturalmente. è monouso e ne distribuiremo 2500 gratuitamente in un centinaio di farmacie aderenti della provincia di Venezia. Se diventerà blu, molto probabilmente in quel bicchiere è stata messa della droga. La campagna Il consenso non si scioglie in un drink è stata promossa dalla consigliera Besio in collaborazione con Federfarma. La regione fa moltissimo per quanto riguarda il tenere alta l'attenzione, nel contrasto alla violenza sulle donne, con degli strumenti normativi, con il coordinamento, con le risorse. Libertà delle donne è un principio non negoziabile, quindi difendere la sicurezza nei luoghi della socialità, del divertimento, significa difendere l'autodeterminazione, difendere il fatto che le donne devono e possono divertirsi senza per questo sentirsi vulnerabili. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di lanciare un'iniziativa sociale con lo scopo di distribuirlo gratuitamente e metterlo a disposizione il più possibile appunto al numero più ampio di interessati. Se è vero che ci rivolgiamo tipicamente a un pubblico anziano, che è quello che frequenta di più le farmacie, anche molti giovani vengono in farmacia e fanno domande, hanno bisogno di sostegno, hanno dei dubbi, hanno delle insicurezze, quindi siamo a disposizione. Se la risposta sarà soddisfacente, il bracciale potrebbe anche entrare in commercio.